Allora, devo chiedere anche a lei, consigliere, aumento, rispondendo alla provocazione domanda del nostro telespettatore o nostra, aumento dei prezzi da voi cosa risulta? Allora, risulta che abbiamo Poi voi offrite anche dei servizi correlati, perché uno va alle terme non solo per stare in albergo. Noi come si sa non vendiamo principalmente camere, è ovvio che l'albergo a primo impatto è un enorme edificio fatto di decine e decine di camere, ma sostanzialmente il nostro ospite non viene per dormire da noi. Viene perché? Viene perché abbiamo un prodotto diversificato che offre un benessere, un relax, quello che noi chiamiamo salute preventiva a 360 gradi. Parte da una ristorazione di qualità, la presenza di piscine con acqua termale certificatamente benefica a livello naturale e antalgico. Cosa vuol dire? Che funzionano a livello antinfiammatorio come se fossero un cortisone naturale senza nessuna controindicazione. Quindi prima di parlare di prezzo mi viene in mente di parlarvi di prodotto. È un prodotto che ha una ma questo è per specificità. Promuoverlo, però quando a un certo punto le arriviamo persone, al tema del... c'è questo discorso, cioè hanno un bellissimo prodotto ma sono in grado di sostenerlo. In questa fase dobbiamo fare una enorme attenzione ai prezzi. Adesso stiamo guardando delle stupende piscine appena ristrutturate di un albergo eccellente del nostro territorio. Là dietro ci sono milioni di euro di costi in termini di realizzazione e anche mantenimento. Come si fa ad affrontare queste spese correnti? Le si affronta mantenendo l'albergo sempre altamente occupato. Per tenere un albergo altamente... Il break-even quindi è occupato? Sì, è impostato su una occupazione alta o medio-alta. Come funziona? Si fa un'attività di promozione costante, si mantiene attivo il canale della comunicazione anche sui social sempre presente, si fa attività costante di ristrutturazione e miglioramento. Chiaramente però appena la domanda comincia a flettere, e qua rispondiamo all'ascoltatore, il prezzo va rivisto. Ci sono delle tecniche tariffarie che oggi ci permettono di modificare istantaneamente in base alla domanda e ai suoi trend, insomma, certo. L'AI, l'intelligenza artificiale applicata a sistemi di revenue, a sistema gestionale, ci permette di prevenire quelle che sono le future domande del mercato analizzando i flussi di oggi e in base a questo porre sul mercato il prodotto ad un livello sempre come si dice, centrato dal punto di vista del prezzo. Quindi chiaramente nessuno vuole perdere domanda, perché poi i costi sono comunque da sostenere, perché sono aziende che hanno una struttura dei costi che sostanzialmente è in larghissima parte fissa e non variabile. Quindi servono presenze per sostenerli, ma mai andando fuori target, perché poi si avranno due fenomeni. Il primo fenomeno è quello della reputazione negativa, quindi quando il cliente viene, soggiorna perché magari ha trovato l'offerta che fa per le sue tasche, ma poi il prodotto non è conforme alle sue aspettative, arriva immediatamente il riflesso negativo sulla reputazione e questo avrà a sua volta un riflesso negativo a medio e lungo termine sulla capacità di quell'azienda di fare occupazione e quindi prezzi. Quindi l'equilibrio deve essere tenuto sotto strettissima osservazione. Certo. Questo è molto importante. Il Presidente Schiavone, a questo proposito, c'è un problema veramente appunto, di non deludere le aspettative. Le chiedo questo, cioè se un potenziale fruitore di un servizio, un turista, fino a ieri poteva permettersi un hotel, faccio l'esempio, a 150-180 euro a notte, adesso ed è abituato a quella classe alberghiera, quindi 4 stelle magari, però non lo trova più a quel prezzo lì, quindi deve accontentarsi di qualcosa di meno. Per forza di cose, quel qualcosa di meno che magari giudicato bene da un altro target che si accontenta, che gli è sempre andato bene, può risultare gradevole, però questo turista abituato a un 4 stelle, a una certa cosa che deve purtroppo andare a qualcosa di meno, risulterà insoddisfacente, quindi il giudizio ineluttabilmente sarà insoddisfatto. È così, è un rischio questo discorso qua. In questo momento si chiedono di avere le medesime prestazioni a un prezzo diciamo inferiore, perché se manteniamo gli stessi prezzi a fronte di un incremento dei costi, di fatto vuol dire che stiamo vendendo un prodotto con un prezzo inferiore. Il prezzo giusto qual è? Il prezzo giusto, al di là degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, dell'H benchmark, piuttosto che gli strumenti di revenue, di
diciamo, che ci danno questa flessibilità sulle politiche tariffarie, il prezzo giusto è quello che il cliente è disposto a pagare per ottenere un determinato servizio. Poi che sia su un 3 stelle o sia su un 4 stelle, questo poco cambia, però ha anche altre leve nel caso specifico, che sono quelle magari di modificare, se possibile, se ne ha la possibilità, il periodo delle ferie, perché tendenzialmente quando si tende ad andare tutti nello stesso periodo si generano poi dei fenomeni di incremento di prezzo, oppure ridurre, e questo dico malauguratamente, la permanenza media senza rinunciare alle strutture o al Certo. livello che in qualche modo aveva avuto in passato. Però questo non lo si può chiedere agli operatori del settore ricettivo alberghiero di fare gli ammortizzatori sociali. Noi purtroppo dobbiamo fare impresa e siamo tenuti a cercare di vendere un prodotto che mantenga inalterate le caratteristiche di qualità-prezzo. Poi le devo anche dire questo: c'è una tendenza ormai consolidata di un riposizionamento generale verso livelli qualitativi più alti, che non è detto semplicemente il passare dal 3 al 4 stelle, ma vuol dire anche incrementare il valore stesso dell'offerta su quegli elementi esperienziali a cui lei ha fatto riferimento inizialmente. Quindi, voglio dire, il tema del prezzo è sempre un po' difficile poi fare i paragoni, perché dipende anche da struttura a struttura, da destinazione a destinazione, quindi rende Chiaro, no, difficile. ma questo infatti. Però noi siamo sempre soggetti a delle regole del mercato, il Certo. che significa rating, significa valutazione che è pubblica, e quella valutazione per noi è molto significativa, perché mantiene un dialogo diretto con il cliente, perché ci consente, laddove riusciamo ad avere un rating molto positivo, senza citare un player importante Certo, dell'online, no, ma insomma, senza si dubbio sta questo. dal 9.0 in su, vuol dire per l'operatore un riconoscimento del mercato positivo, ma anche uno stretto legame con il fatturato che quella struttura poi sarà in grado di Certo. esprimere grazie alla visibilità che questa valutazione dà. Certo. Leggiamo un attimo il messaggio che è arrivato poc'anzi, se vuole rispondere lei, consigliere. Ma la politica sta aiutando questo settore oppure le associazioni stanno facendo tutto da sole? Allora, è una domanda complicata e a cui rispondere con un certo equilibrio, perché chiaramente gli attori coinvolti sono di vario tipo, di varia natura. Devo dire che le destinazioni che funzionano e che hanno soddisfazione dal punto di vista del valore del turismo, specialmente del valore del turismo, di quel turismo che poi si riversa sulle comunità, che non sono solo quei 90 euro su 100 dopo il soggiorno, ma sono anche tutti quei costi che l'azienda turistica alberghiera sostiene, che inevitabilmente sono sostenuti sul territorio, quindi derrate alimentari, personale che viene assunto e che alloggia nella cittadina dove si esercita. C'è tutto un indotto strategico. Diciamo che c'è un indotto diretto e uno indiretto, ma è enormemente maggiore del ricavato dell'azienda, quindi si può dire che per un'azienda che fattura 100, almeno un 150 direttamente prima o indirettamente dopo ricadono sul territorio. Allora, le destinazioni amministrate da persone che capiscano questo meccanismo e che poi invogliano le loro amministrazioni stesse ad investire sul turismo, ne hanno poi un immediato beneficio. Bisogna poi che siano capaci di farlo, quindi però per fortuna in questo caso ci vengono incontro tecnici e aziende capaci di gestire e pilotare il marketing e il management turistico. Infatti abbiamo visto anche prima dalle immagini gli eventi, no? Gli eventi sono un elemento importante dell'offerta turistica di una destinazione, che va al di fuori della capacità del manager alberghiero di proporre il suo prodotto. Stiamo parlando di eventi di natura diversa, ci sono eventi strutturati che quindi creano branding della destinazione, parlando della mostra del cinema, cioè il suo valore è molto al di sopra di quello che è l'ospitalità che poi si crea in quei 20 giorni, è un valore di brand per la città. Anche noi alle Terme stiamo costituendo un evento di territorio di questa natura, però poi ci sono anche eventi di territorio che sono di intrattenimento e là si dividono in due filoni: un intrattenimento dal mio punto di vista diretto e specifico per l'ospite, che possa anche richiamarlo, e un tipo di evento che invece serva a dare quel ritmo di situazione fuori dall'azienda che lo invogli ad uscire. Una volontà che, ripeto, condividiamo tutti, condividiamo noi operatori, condividono gli operatori al di fuori, quindi baristi, pizzerie, ristoranti, che sperano di vedere
qualcosa che animi la strada nel quale si riversi il nostro turista. Persone, assolutamente. Quindi sì, la politica non può fare la differenza, deve fare la differenza, e solo la politica a livello regionale e a livello locale può innescare quei meccanismi che diano un forte rilievo ad un flusso turistico che sia al di fuori delle aziende. Certo. Presidente Schiavone, volevo chiederle un po' la questione dell'overtourism. C'è anche un messaggio che è arrivato che diceva che, se vediamo un attimo se della regia ci mettono in onda il messaggio che ha tirato l'occhio il consigliere, ma sapete che alle Terme Euganei si spende meno che andare al mare in qualsiasi località affollatissima d'Italia? Posso rispondere io, ma anche velocemente posso dire che ci connotiamo da sempre come una destinazione altamente competitiva e con un rapporto qualità-prezzo unico. Si pensi poi al fatto che noi offriamo all'interno di un prezzo che di solito comprende un B&B, quindi notte colazione in un bel albergo al mare, noi ci mettiamo anche la cena, anche il pranzo, n piscine termali all'interno, quindi per quello forse siete stati attrattori anche di un turismo di prossimità. Infatti anche l'estate ha avuto ottimi riscontri. Ha salvato una stagione, insomma, sì. Perché altrimenti i tedeschi aspettavano. Però va tenuto alimentato. Per esempio il turismo termale in questo momento soffre di un tappo. Non so se è arrivata l'informazione, la notizia, ma noi non riusciamo più a rispondere alla domanda di tutti i turisti e anche dei nostri concittadini che vogliono venire a fare le cure termali convenzionate negli alberghi, perché il budget che è stato stanziato dalla regione è stato già raggiunto il mese scorso. Cosa vuol dire? Che il cliente che voleva farsi il suo ciclo di cure termali autunno-inverno, quindi da ottobre a dicembre, in questo momento o rinuncia oppure deve pagare privatamente. Aspetta, questo Andrea, se mi consenti, mi pare che con Federalberghi su questo tema abbiamo recentemente lavorato. E fondamentale. A breve avremo delle notizie positive, però se mi consente intervenire. Sì, assolutamente. Sulla risposta dell'ascoltatore, cioè paragonare le terme al mare o il mare alle città d'arte o le città d'arte alla montagna, per quanto il turista possa muoversi liberamente, ma non è un paragone che possiamo sostenere da questo punto di vista. È come paragonare la cena in una pizzeria piuttosto che in un ristorante gourmet o un ristorante di pesce, sono cose diverse. Quindi fare questo paragone, posso capire che uno con budget dice dove vado? In montagna, in campeggio, in albergo, al mare, però diciamo, è un paragone che va contestualizzato di volta in volta. Sul tema dei numeri che citava Andrea prima, è incredibile come noi siamo usciti dal Covid scoprendo che cosa vale il turismo nella nostra regione. I famosi 18 miliardi di euro che produce quel 10% di PIL, che occupa 257.000 lavoratori, che rilascia sul territorio in termini di distribuzione della ricchezza attraverso la tassa di soggiorno quasi 100 milioni di euro, sono sicuramente un valore di ricchezza distribuita importante per l'economia della nostra regione. È anche vero però che ci sono delle situazioni a cui lei faceva riferimento dove il turismo è particolarmente pressante, genera quindi fenomeni ai quali abbiamo accennato prima di overtourism, in primis in testa abbiamo una Venezia che soffre molto di questo Può stringere fenomeno, perché stiamo andando fuori tempo massimo? Una soluzione, lei ce l'avrebbe? Se lei mi paga i 100 milioni di euro, no. Io le do anche la soluzione. Allora, battute a parte, le dico, secondo me è cosa non facile, bisogna che abbiamo la capacità di uscire da una logica di commercializzazione, di promozione e entriamo in una logica di informazione e comunicazione. Questo sarà l'approccio con cui riusciremo in qualche modo a contenere questi fenomeni di overtourism su determinate destinazioni. Allora, siccome, Presidente, siccome questo argomento è molto interessante, comunque resta di attualità, anzi si espande a macchia d'olio a seconda poi dei periodi dell'anno, perché se si parla prima di una località poi si porterà in un'altra, lei ha citato Cortina per esempio, ne parleremo ancora, quindi se lei avrà possibilità anche di essere nostro ospite ci farà piacere, come anche il consigliere, perché effettivamente sono poi anche due spaccati di realtà molto interessanti perché ci riguardano da vicino. Quindi io la ringrazio Massimiliano Schiavone, Presidente Federalberghi Veneto, di essere stato con noi collegato, quindi con noi presente, grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. Andrea Tezzon, grazie di essere venuto qui in studio, direttore ovviamente di un hotel di Montegrotto, consigliere Federalberghi Abano e Montegrotto. Esatto. Le auguriamo buon lavoro, visto che immagino adesso si aprirà la stagione.
Stiamo entrando, da un po' siamo già entrati, nella fase clou della nostra stagione. Perfetto. Quindi da adesso a marzo è tutto un crescere. Allora, tutto cresce, allora dopo ci racconterà anche come starà andando. Volentieri. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo.